Ciao Valentino, come e quando nasce la tua passione per la comicità? E allora, la passione per la comicità inizia da quando ero bambino, ma proprio bambino, sono sempre stato un buffoncello, un po' per l'allegria che si respirava in casa, perché anche papà e mamma erano piuttosto spiritosi, no? E quindi di conseguenza mi sono appassionato alla comicità sin da piccolo. Quali studi hai intrapreso? Per quanto riguarda le scuole medie superiori, sono diplomato al geometra, istituto tecnico per geometra, e poi ho intrapreso una carriera di universitario, mi sono iscritto a ingegneria navale alpina. Raccontaci il tuo primo spettacolo davanti a un pubblico. E là, là è dura, è tosta, perché praticamente partecipai ad una trasmissione televisiva negli anni '80. Uno degli ospiti, un cantante palermitano di nome Rino Martinez, si innamorò delle mie barzellettine, perché ero un barzellettiere, e allora mi disse: Senti, quest'estate io vado in tournée per la Sicilia. E nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo mi piacerebbe che tu intrattenessi il pubblico con le tue barzellettine. Io accettai, andai in tournée alla prima, diciamo, alla prima volta insieme a lui al primo intervento. Lui a fine primo tempo disse al pubblico, che tra l'altro la piazza è gremita, eh, mh, adesso vi intratterremo con un comico eccezionale, un fantastico comico, accogliamolo con un grande applauso, Valentino Pizzuto! E si sente nel silenzio della piazza, ma cum chiae? Ovviamente non volevo più entrare sul palco, ma invece Martinez mi buttò dentro e comunque fu un successo. Raccontaci la tua esperienza con tuo fratello nel duo I tre e un quarto. Beh, l'esperienza con mio fratello è un'esperienza che ci portiamo ormai da 36 anni. Abbiamo lavorato un po' nei villaggi turistici all'inizio, no? Come fanno molti comici che passano lì, è sempre una buona scuola. Poi, così di punto in bianco, io decisi di far diventare questa nostra, diciamo, capacità nel far ridere le persone in un lavoro, e così fondai questo gruppo, all'inizio addirittura con Ernesto Maria Ponte, poi si aggregarono oltre a mio fratello anche Vespertino, Sergio ed io ovviamente, e quindi si formò questo quartetto inizialmente e poi divenne un duo nell'arco degli anni, ed è un marchio che ci portiamo da 36 anni, come ho detto prima, che sicuramente eh, ha goduto di belle soddisfazioni. Parlaci del rapporto con tuo fratello. Mio fratello è come se fossimo due fratelli, mentre invece nella realtà siamo due fratelli. No, è un rapporto tranquillo, ci vogliamo molto bene, siamo molto uniti come famiglia, per cui anche se si lavora insieme non c'è mai astio. Dico, ogni tanto può capitare lo screzio, ma inizia lì e finisce lì, niente di particolare. Andiamo abbastanza d'accordo. Raccontaci la tua esperienza nei vari film e serie TV. Beh, quello era un grande sogno nel cassetto, un grande sogno nel cassetto perché sin da ragazzo ho sempre desiderato fare cinema o televisione. Poi provai l'esperienza del teatro e l'esperienza del teatro mi piacque molto. Quindi diciamo che diventò più il primo lavoro quello del teatro che non quello del cinema o della televisione. La mia prima comunque esperienza fu negli anni 90 in un film di Francesco Benigno. Poi Il buio più totale, quando nel 2009 feci un provino per diciamo la fiction forse tra le più amate dal popolo italiano, che sarebbe Il commissario Montalbano, e da lì sono nati diversi ruoli fino agli ultimi ruoli che sono quelli con Ficarra e Picone, che mi hanno dato tanta soddisfazione. Raccontaci il tuo personaggio in Comici in Palazzo. Il mio personaggio è un personaggio che
mi porto appresso da ragazzo, perché io raccontavo le barzellette di Pierino con l'attuale Virticchio, che prima era Pierino, poi diventò Pierino Uluacco, e poi da Pierino Uluacco è diventato Virticchio, battezzato Virticchio nella sit comedy Grand Hotel Cabaret di Ignazio Vannelli e Giovanni Lanfa. E da quel momento in poi questo personaggio è diventato praticamente Virticchio. L'ho portato in Comici in Palazzo. L'anno scorso, diciamo, ho sfruttato molto il mio vecchio repertorio. Quest'anno Virticchio esce con un repertorio completamente diverso, perché ho come spalla Ivan Fiore, il quale fa il professore che mi fa il doposcuola. E lì prendiamo diversi argomenti dove c'è diciamo, la storia reale del racconto, come I Promessi Sposi, l'Odissea, l'Iliade, Garibaldi e tante altre cose, e praticamente attorno ci costruiamo lo sketch. Il tuo, È il tuo, una bella soddisfazione, una bella soddisfazione. il tuo sogno nel cassetto? E il mio sogno nel cassetto era quello che ho detto prima, quello di fare cinema a livello professionale, ma diciamo mi accontento di quello che ho fatto fino adesso. Poi nel nostro lavoro non c'è età, magari divento un attore di cinema o di televisione fra qualche annetto, quando sono ancora più vecchietto. Programmi per il 2026? Programmi per il 2026 in questo momento sono su Prime Amazon con un film di Fernando Sosa, che è un grandissimo ballerino latinoamericano, il quale ha come coprotagonista Ivan Fiore. Nel film ci sono anch'io, per cui se qualcuno volesse vederlo vada su Prime Video e va a cercare Sballo per te. Il film è molto carino, c'è un po' di tutto, sentimento, musica, divertimento, insomma un film delizioso. E a marzo invece poi ci sarà il film di Giovanni Cangialosi, Sano come un pesce, sempre su Prime Video, uscirà penso fine marzo, i primi di aprile. Un saluto a tutti i follower di Sicilianeria. Ciao a tutti, seguitemi e sappiate che adesso, proprio in questo momento, non proprio in questo momento, ma un pochettino dopo, questo fine settimana, sarò in teatro al Sant'Eugenio con lo spettacolo divertentissimo La Giara di Pindarello. Vabbè, La Giara, e poi a seguire ci sarà la Bizzetica Domata e dopo ancora il punto G. Vi aspetto, ciao a tutti!